Allora, siamo al primo appuntamento con una serie di video che serviranno per avvicinarci un pochettino di più alla base e far capire le cose che stiamo facendo e le cose che sono in cantiere. Iniziamo con Salvatore Siragusa di Bagheria. Salvo, presentati a chi ci sta ascoltando, ci dici anche in che commissione sei. Ciao a tutti, io sono Salvatore Siragusa, come ha detto Alessandro, sono uno dei cittadini eletti all'ARS, un portavoce, faccio parte della prima commissione affari istituzionali di cui sono anche segretario e faccio anche parte della commissione Unione Europea. Cosa hai fatto in questi mesi di attività? Allora, in questi 6 mesi di attività premetto che ogni nostro atto parlamentare, ogni nostra interrogazione o disegno di legge è sempre fatto da tutto il gruppo, condiviso da tutto il gruppo sia come firma ma anche come idea e sviluppo, cercando di coinvolgere anche il più possibile i cittadini in queste nostre attività. Per comodità ovviamente parlerò delle cose di cui mi sono occupato personalmente, sia come membro delle commissioni di cui faccio parte che come singolo parlamentare. Direi che una delle cose più importanti che sono state fatte da tutto il gruppo e di cui mi sono occupato personalmente è il discorso del fondo per il microcredito. Come è risaputo fin dall'inizio, noi abbiamo deciso di trattenere soltanto una parte delle nostre indennità, restituendo direttamente alla fonte quelle che è possibile rinunciare mediante firma, ossia il rimborso chilometrico e il rimborso per l'esercizio del mandato parlamentare, e restituendo con un bonifico all'Assemblea regionale quelle che dobbiamo per forza accettare. Aggiungo anche che abbiamo rinunciato quelle che sono le indennità aggiuntive. Io come segretario di commissione avrei in teoria diritto a 261 euro di indennità aggiuntive che è stato possibile rinunciare alla fonte. Fondamentalmente si tratta circa di 5.000 euro a testa, la quota che restituiamo, quota che insieme con i funzionari qua dell'Assemblea regionale siamo riusciti a restituire mediante punto bonifico direttamente sul conto corrente dell'ARS. All'inizio della nostra esperienza qui in Assemblea, contattando gli assessori alle attività produttive Lavancheri e l'assessore al bilancio Bianchi, abbiamo avuto questa idea di istituire questo fondo per il microcredito, un fondo a cui possono accedere le microimprese che hanno massimo 10 dipendenti e un fatturato di 2 milioni di euro, un fondo che nel piccolo, perché ovviamente non si tratta di grandi cifre, ma vedremo poi più avanti che comunque il governo ha collaborato ora nella finanziaria con un ulteriore investimento, dovrebbe servire a rimettere in moto quel minimo di economia destinata proprio alle microimprese, che sono tra le aziende che più stanno soffrendo questa crisi economica. Parliamo delle aziende familiari, delle piccole realtà imprenditoriali, artigianali, commerciali. Abbiamo scritto insieme ai funzionari degli assessorati questo articolo che ora è legge perché è finito in finanziaria e la finanziaria è stata approvata, e in questo momento, perché ciò sia realmente attivo, deve soltanto essere completato con la realizzazione da parte dell'assessorato competente, che è quello al bilancio, del regolamento attuativo di questo fondo, cioè le modalità vere e proprie, pratiche e operative con cui gli imprenditori possono richiedere il prestito e le modalità di erogazione e restituzione. Noi stiamo lavorando comunque anche su questo aspetto. Giorgio Ciaccio ha praticamente completato il regolamento, che di competenza compete all'assessorato, ma noi, per non saperne leggere né scrivere, ci siamo attrezzati in modo che se l'assessorato dovesse tirare la cosa per le lunghe, noi siamo pronti a sottoporre all'attenzione dell'assessore e all'attenzione della cittadinanza soprattutto un regolamento attuativo già pronto. Spieghiamo magari in soldoni anche a chi ci sta seguendo che voi non gestirete la scelta delle aziende che usufruiranno del microcredito, perché magari può sembrare che sarà il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle a fare una cernita delle aziende o delle ditte, e non sarà così. Assolutamente sì, fin dall'inizio è stata nostra precisa intenzione non avere in nessun modo
tra le mani questo denaro, né come scelta della destinazione, né una volta che abbiamo deciso di utilizzarlo per il fondo del microcredito, poter scegliere quali siano le aziende, assolutamente no. Si tratterebbe di ricreare un meccanismo di clientela, anche se fatto con le più buone intenzioni, anche se fatto con tutti i criteri del caso. Una scelta che partisse da un gruppo parlamentare sarebbe comunque una scelta clientelare. Noi dovremmo riuscirci, perché il regolamento lo farà l'assessorato, che sia comunque l'istituzione regione, in questo caso attraverso l'assessorato, a stabilire quelli che sono i criteri, e poi dovrebbe essere un normalissimo sistema di mercato, come un qualsiasi prestito bancario. Ovviamente anche qua noi vogliamo che sia regolato in maniera trasparente, possibilmente gestito da enti finanziari che non abbiano interessi particolari personali nella gestione di questo fondo, e che quindi siano già per loro stessa natura enti trasparenti e enti che hanno come scopo istituzionale quello di favorire comunque un commercio e un sistema etico e morale di gestione di questo denaro. Poi cos'altro avete fatto all'interno della tua commissione, o comunque cosa hai portato avanti? Esattamente, allora diciamo che la prima legge che ho presentato e che finalmente è stata calendarizzata all'interno della commissione, quindi probabilmente, se tutto va per come deve andare, vedrà la luce prima della pausa, diciamo, estiva. È una legge squisitamente tecnica, è una modifica alla legge regionale del 20 aprile 1976, la numero 35. È squisitamente tecnica, però che ha anche qua un suo peso e una sua importanza morale e etica. La commissione di cui faccio parte, la prima commissione, si occupa, tra le sue competenze, di esprimere pareri per quelle che sono le nomine che il governo fa per quel che riguarda i commissari, i dirigenti, i direttori generali, gli amministratori delegati delle varie aziende partecipate della regione, o comunque le aziende che sono legate alla regione. È un parere importante quello che dà la Commissione, che però questa legge, che sto cercando di modificare, riduce drasticamente, in quanto il parere si limita semplicemente a un atto notarile. La Commissione diventa una sorta di passacarte. Infatti, per poter dare un parere negativo sono necessari la maggioranza qualificata, quindi 10 componenti su 15, diventa praticamente impossibile riuscire a dare un parere negativo, anche quando, e spesso avviene, arrivano delle nomine che sono palesemente nomine di natura politica, per trombati o per politici in cerca di un riciclo all'interno del sistema dirigenziale della regione. Le modifiche che sto chiedendo di apportare sono quelle di ridurre la maggioranza per poter dare parere negativo su una nomina alla maggioranza semplice dei componenti della Commissione, quindi su 15 persone 8, e anche alcune norme relative al fatto che le richieste di urgenza da parte del governo, ci sono due tipi di richiesta, la richiesta di urgenza e la richiesta normale. La richiesta di urgenza, e sono quasi tutte richieste di urgenza, ha un tempo di 15 giorni per avere una risposta, e ci siamo accorti, all'esperienza pratica di questi primi 6 mesi, che spesso e volentieri i 15 giorni passano senza che la Commissione riesca a dare parere. E quando questo avviene, il governo è come se avesse ricevuto un parere positivo, quindi se la Commissione non riesce a dare parere nel tempo corretto, il parere è come se fosse positivo e il governo è libero di fare quello che vuole. E appunto, con un tempo così ristretto, molto spesso anche per motivi politici, la Commissione non viene convocata o non si occupa della nomina, anche se ce l'ha in calendario, e per cui è come se non esistesse completamente il parere della Commissione. Sto chiedendo di allungare questo termine a 30 giorni, in modo da avere un tempo un po' più adeguato per poter esprimere il parere. Sto anche chiedendo che nelle richieste di urgenza esse vengano motivate per iscritto, venga motivato il reale motivo della nomina d'urgenza, perché di solito questa richiesta è motivata scrivendo che per il funzionamento dell'ente è richiesta l'urgenza, ma in realtà spesso non è così. Spesso vengono fatte nomine perché i precedenti commissari sono
hanno ricevuto avvisi di garanzia, sono fatte nomine urgenti perché appunto c'è un politico da sistemare in maniera rapida. Quindi sto chiedendo di poter avere le reali motivazioni per iscritto. Le cose di cui abbiamo parlato non sono atti ispettivi, ma sono proprio disegni di legge. Questo è un disegno di legge. Quindi questo presuppone ovviamente uno studio, un iter più lungo. Quali sono gli altri disegni di legge che avete avanzato? Parlando di disegni di legge, sempre all'interno della commissione in cui lavoro e quindi con me come primo firmatario, c'è stato il disegno di legge sull'istituzione dei liberi consorzi di comuni, che poi è stato trasformato, che ne sono stati presentati parecchi, quasi ogni gruppo parlamentare ha presentato il suo disegno di legge di riforma delle province, ce n'erano di tutti i tipi, dal nostro che dava una riforma, ritengo, abbastanza completa del sistema di istituzioni di secondo livello, tra comune e regione, ad altri che si limitavano semplicemente a cambiare il nome delle attuali province chiamandolo libero consorzio di comuni. In realtà il governo poi ha scelto un'altra strada che noi abbiamo comunque condiviso, che è quella di annullare le elezioni che si sarebbero dovute tenere in questi giorni e quindi di fatto cancellare la componente politica attualmente esistente all'interno delle province, quindi i consigli provinciali e le presidenze, commissariare l'ente, perché ovviamente comunque al momento, per come la legge deve essere garantito il governo all'ente, e rinviare al 31 dicembre una legge che sarà parlamentare, sarà governativa. Adesso dobbiamo vederlo, lo vedremo sicuramente, inizierà l'iter prima della pausa estiva, ma verrà completato sicuramente dopo la pausa estiva. Una legge che istituirà i liberi consorzi di comuni così come previsti dal nostro statuto. Abbiamo iniziato a parlare all'interno della commissione di come poter affrontare questa problematica e devo dire che mi trovo abbastanza d'accordo con quella che è una proposta che è arrivata dall'onorevole Panipinto del Partito Democratico, cioè di istituire una sottocommissione all'interno della commissione che si occupi specificatamente di questo problema. Tra gli altri disegni di legge, noi andiamo avanti con i disegni di legge, questo anche è calendarizzato in questo momento all'interno della mia commissione, anche se è uno di quelli che non avranno vita molto facile, è l'introduzione del limite dei mandati parlamentari all'interno dell'Assemblea regionale. E questo si spiega da solo. Ovviamente il motivo è questo. Sto introducendo il limite massimo di 2 mandati anche non consecutivi, quindi non c'è la possibilità di, come avviene per i sindaci ad esempio, fare 2 mandati, saltare un giro e poi ripresentarsi, sono 2 mandati punto e basta. Come limite massimo di mandati all'interno dell'Assemblea regionale siciliana, laddove per mandati si intende il mandato, cioè se un'elezione, un'assemblea dura un anno, quello è un mandato, quindi si può essere eletti materialmente soltanto 2 volte all'interno dell'Assemblea regionale. È calendarizzato e in questo momento inserito nell'ordine del giorno della Commissione, però ripeto, non avrà tutta pace. No, è stato bello perché l'altro giorno si è parlato un po' di tutti, c'è un fitto elenco di DL, si è espresso, si è fatto un giro di chiacchiera su tutti tranne che su questo completamente, come se non era scritto là dentro. Non c'era. Un altro disegno di legge che ci arriva direttamente dalla società civile, questo è nato proprio da un confronto con le associazioni sulle vittime della mafia, è l'istituzione della giornata regionale del ricordo e della legalità del forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata del Museo regionale della legalità. È vero, esistono parecchie giornate, c'è quella di Libera, per intenderci, giornate dedicate al ricordo dei caduti e delle vittime della mafia, però non ce n'è una che sia istituzionalizzata dalla Regione, non ce n'è una che preveda attività direttamente in prima persona da parte delle istituzioni regionali. Con questo disegno di legge noi vogliamo creare appunto questa giornata che secondo le nostre intenzioni dovrebbe cadere il primo sabato di ogni mese di maggio. Abbiamo scelto questa data per vicinanza ovviamente a quella che è la madre di tutti i personaggi, che è la Sala di Portella della Ginestra, ma per non sovrapporci con il 1° maggio, che è comunque la giornata dei lavoratori, e si rischiava di creare eventi doppi o comunque entrare in contrapposizione non corretta con un'altra giornata che ha la sua importanza e che deve continuare a essere assolutamente una giornata vitale, che è quella del lavoro.
e abbiamo preferito farlo di sabato perché è la giornata migliore in cui si possono avere manifestazioni con la partecipazione dei lavoratori e che comunque si possa partecipare all'interno delle scuole che il sabato sono aperte, quindi con incontri con gli studenti e manifestazioni di questo tipo. Insieme a questa giornata abbiamo pensato anche di istituire un forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata, quindi un tavolo consultivo e propositivo fatto dalle associazioni, fatto dalla magistratura, fatto dalle forze dell'ordine, fatto dalla componente politica, diciamo, dell'assemblea istituzionale più che politica, dell'assemblea e del governo regionale. Un forum che dovrebbe dare pareri su quelle che possono essere le attività da svolgere per mantenere comunque viva l'attenzione sul fenomeno della criminalità organizzata e della mafia in Sicilia, e che dovrebbe anche essere sia propositivo che consultivo nel caso di domande, questioni e situazioni che possono anche venire dal mondo della società civile non direttamente legato alle associazioni antimafia o comunque dalle istituzioni. E infine un'altra cosa importante è il Museo regionale della legalità, riuscire quindi a concentrare in un unico luogo tutti quelli che possono essere reperti, storie, immagini, e ce ne sono parecchie. Parlando con queste associazioni, ognuno di queste persone, che sono poi tutti parenti di persone cadute per mano mafiosa, ognuno di loro ha una storia da raccontare, e mi è capitato di essere in riunione con queste persone e sentire queste storie, che poi non sono quelle famose di Falcone, di Borsellino, ma sono quelle, diciamo così, un po' più dimenticate da parte soprattutto dei mass media, e sono racconti estremamente toccanti. Cioè, mi è capitato, lo dico sinceramente, di commuovermi durante certi racconti. È bene che anche la cittadinanza venga a conoscenza, e quindi, esatto, giustamente tramite il museo. Poter tramite un museo fare in modo che questi racconti, queste storie di vita vere e proprie siano divulgate riteniamo una buona opportunità. L'ultimo disegno di legge è stato appena presentato e anche questo, diciamo, in un certo qual modo si incrocia con l'attività antimafia, ed è l'istituzione dell'anagrafe degli impianti eolici e fotovoltaici. È una legge che esiste già in Puglia e in Calabria. A tutti noi capita di camminare per le strade della Sicilia, specialmente nell'entroterra, vedere queste pale eoliche e magari chiedersi se funzionino veramente, chi siano realmente i proprietari. Poi è notizia di questi giorni sui mass media, sui giornali, del sequestro di 1 miliardo e 300 milioni, poi ovviamente la magistratura dovrà stabilire la realtà dei fatti, però insomma da quello che sembra che si stia apprendendo, insomma quello che sembra sia la realtà è che dietro gran parte di questi impianti, di queste pale, ci sia la criminalità organizzata. E diciamo, cercando di informarmi su internet sulla realtà delle altre regioni, sulla realtà nostra, ho visto che c'erano questi disegni di legge, li ho un po' modificati per adattarli alla realtà siciliana, li ho fatti girare anche all'interno delle commissioni parallele per avere, diciamo, delle competenze più tecniche. Sostanzialmente è un'anagrafe vera e propria, pubblica, quindi disponibile a tutti, istituita presso l'assessorato all'energia, che ogni 6 mesi dovrà essere inviata ai prefetti e ai sindaci e alle commissioni competenti dell'ARS, in cui di ogni singolo impianto industriale, ovviamente non interessa questo gli impianti civili, cioè quello che sono i pannelli solari che uno si mette sul tetto di casa, non vengono intaccati da questa legge. È una vera e propria anagrafe in cui c'è scritto ovviamente da dove vengono i soldi per farli, di chi è il terreno, chi sono i proprietari, chi sono i gestori, quant'è la potenza prodotta, quant'è la potenza teorica massima, insomma una serie di informazioni utili a capire se realmente questo impianto ha una funzione utile per la collettività e se veramente dietro ai proprietari di questi impianti ci siano aziende, imprenditori che ovviamente decidono di fare i loro affari su un settore che in questo momento è assolutamente trainante per quello che riguarda l'economia. Diciamo, a grandi linee i disegni di legge sono questi. Nella mia commissione è passato un altro disegno di legge importante su cui si è
dibattuto e combattuto parecchio, che non è un disegno di legge nostro, ma su cui noi abbiamo fatto un'opposizione dura, che è stato quello del doppio voto di genere. Il concetto fondamentalmente potrebbe anche non essere sbagliato, anche se noi abbiamo sempre sostenuto l'idea che non deve essere necessario, non deve essere un obbligo, un'imposizione votare un uomo, votare una donna, votare un uomo e una donna. Abbiamo dimostrato con i nostri numeri che da noi non c'è bisogno di nessun tipo di imposizione per fare sì che uomini e donne si equivalgano numericamente, o ancora meglio non c'è nemmeno bisogno di dover andare a guardare un'equivalenza numerica. Non c'è differenza tra un uomo e una donna, conta il merito, se una persona è brava e se una persona non è brava, se una persona ha idee valide, se una persona non ha idee valide, il sesso non c'entra niente. Però diciamo ci rendiamo conto che viviamo in un mondo che è fortemente maschilizzato, per cui anche qua si tratta di un cambiamento culturale, e se questo cambiamento culturale non riusciamo a farlo avvenire con i mezzi del ragionamento e della logica, potrebbe anche andare bene una legge, per cui noi inizialmente su questa legge non avevamo intenzione di fare barricate, ci avevamo però anche resi conto che introduceva, così come era organizzata, introduceva un forte rischio di controllo e condizionamento del voto, perché ovviamente dava la facoltà di poter scrivere due nomi sulla lista, il nome di un uomo e il nome di una donna. Viene facile pensare che laddove c'è la volontà di poter controllare il voto, il candidato A, che è il candidato forte, il candidato che ha volontà di controllare come viene suddiviso il voto nelle varie zone della città, decide magari nella zona via Macqueda di fare votare A più la donna B, la zona di via Roma di fare votare A più la donna C. Diventa un voto civetta. Diventa un voto civetta. Io posso vedere nelle scuole dove ai miei elettori ho detto di votare il mio nome più quello della donna A, verificare che effettivamente ci siano questi voti, e quindi abbiamo proposto di introdurre un'altra idea che riproporremo sicuramente, che è quella del seggio unico per lo spoglio. Nei comuni inferiori a 15.000 abitanti, o comunque nelle grandi città a blocchi di 15.000 abitanti, se non mi ricordo male, il numero ora mi sfugge, ma se non erano 15.000 erano 20.000, insomma, cioè di questo genere, lo spoglio avviene concentrato in un unico seggio. Sì. Quindi le operazioni di voto si svolgono come si sono svolte sempre fino adesso. Alla fine dell'operazione di voto sarà compito dei carabinieri, dei vigili urbani, delle forze dell'ordine raccogliere tutti gli scatoloni con le urne e portarli in un unico seggio. In questo modo si mischieranno tutti gli scatoloni, quindi non si saprà il voto realmente da quale sezione proviene, e i presidenti di tutti i seggi riuniti saranno poi la commissione scrutatrice, che non farà altro che scrutinare i voti come si è sempre fatto. Non ci è stato approvato questo emendamento, per cui noi poi alla fine abbiamo deciso di votare contro a questa legge, perché il gioco, come si vuol dire, non valeva la candela, cioè il rischio che ci sarà anche a queste amministrative di controllo del voto non valeva il beneficio che si poteva avere teorico di poter avere un'equivalenza di uomini e donne all'interno delle istituzioni. Molto teorico. Molto teorico. Poi diciamo, a parte appunto, i disegni di legge, abbiamo fatto tantissime attività ispettive per al governo o alla commissione. Assolutamente. Perché sono importanti queste attività ispettive? Allora, poi se ce le vuoi elencare magari. Assolutamente sì. Significative. Diciamo che, innanzitutto possiamo anche spiegare un pochettino quali sono i vari tipi di attività che solitamente svolgiamo. Innanzitutto possiamo cominciare con un'attività che non è strettamente parlamentare, è un'attività di richieste di accesso agli atti. Come parlamentari, ma la cosa è possibile anche come singolo cittadino, anche se la procedura è estremamente più lunga, farraginosa e a volte anche costosa, possiamo chiedere a qualsiasi ente pubblico l'accesso agli atti. Ovvero possiamo chiedere copie di delibere, copie di contratti, copie di relazioni ai comuni, alle ASP, all'ARPA, ed è una cosa che utilizziamo parecchio per conoscere realmente quello che all'interno degli enti locali, all'interno degli enti regionali avviene.
hanno l'obbligo di rispondere, se non si risponde ci sono sanzioni penali. La differenza appunto tra l'accesso agli atti fatto da un parlamentare e quello fatto da un libero cittadino è che il libero cittadino lo può fare solo su argomenti in cui ha un interesse diretto, lo può fare e ha tempi di risposta estremamente più lunghi e ha l'obbligo di pagare qualsiasi cosa c'è da pagare, quindi la stampa, il CD, l'eventuale bollo. Mentre invece per i parlamentari non c'è bisogno di avere un interesse diretto, ovvero già soltanto il mandato parlamentare è l'interesse diretto. I tempi di risposta sono 30 giorni per legge, obbligatoriamente, e non abbiamo, deve essere fornita tutta la documentazione in maniera gratuita. Lo utilizziamo, è uno strumento che utilizziamo parecchio. Riusciamo anche a scoprire alcune magagne all'interno soprattutto delle realizzazioni di opere pubbliche all'interno dei comuni, degli appalti. L'accesso agli atti è anche un contatto diretto con la cittadinanza, perché solitamente proviene dalla società Solitamente civile. le domande provengono dai cittadini, solitamente queste sono più mirate nell'ambito locale, nel senso che poi a meno di problemi che possono riguardare tutta l'isola, come ad esempio è avvenuto per la richiesta di accesso agli atti sulle sanzioni inflitte dai comuni a chi appende manifesti abusivi durante la campagna elettorale, poi riguardano il territorio in cui uno vive, e quindi c'è proprio veramente il contatto diretto con la cittadinanza. Dopodiché passiamo agli atti che sono invece atti parlamentari, e sono le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni. Nelle interrogazioni si chiede al governo informazioni e notizie su una determinata situazione o su un determinato argomento. Giusto per citarne alcune, l'unica di cui io ho avuto fino adesso risposta, ad esempio, sono le notizie sullo stato di aggiornamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica e sulla sicurezza delle strutture adibite a sedi scolastiche presenti nel territorio della regione. Questa è un'interrogazione che ho fatto perché la legge prevede che esista un'anagrafe dell'edilizia scolastica in cui debbano essere aggiornate tutte le autorizzazioni, concessioni, tutte le ispezioni fatte dai vigili del fuoco. In realtà in Sicilia la situazione è alquanto tragica su questo argomento, e infatti nella risposta che ho avuto è confermato, perché in realtà l'anagrafe esiste ma non è aggiornata. In realtà mancano un mare di autorizzazioni per le scuole, agibilità, manca il via libera da parte dei vigili del fuoco, l'assessorato ne è consapevole di questa situazione. Il discorso, ahimè, è poi sempre quello che per mettere a norma tutte le situazioni ci vogliono un mare di soldi che al momento non ci sono. Loro stanno cercando, nella risposta me l'hanno detto, quantomeno di sanare le situazioni più disastrose, più difficili. Speriamo lo facciano, perché la sicurezza scolastica è una voce estremamente importante. Queste sono le attività da me svolte come primo firmatario. E allora, l'interrogazione su iniziative finalizzate all'ottimizzazione dell'impiego del personale in servizio presso l'amministrazione della Regione Siciliana. L'interrogazione iniziative finalizzate al ripristino dell'erogazione del buono scuola come da legge regionale numero 14 del 3 ottobre 2002 e conseguente liquidazione delle mancate erogazioni pregresse. Il disegno di legge modifiche alla legge regionale 20 aprile 1976 numero 35, l'interrogazione notizie sullo stato di aggiornamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica e sulla sicurezza delle strutture adibite a sedi scolastiche presenti nel territorio della regione, l'interrogazione notizie in merito alla strada provinciale 1 di Montelepe, provincia di Palermo, l'interrogazione notizie sullo stato di realizzazione della classificazione acustica del territorio dei comuni, il disegno di legge istituzione dei liberi consorzi di comuni, l'interrogazione iniziative urgenti per scongiurare la chiusura degli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Bagheria, l'interrogazione notizie in merito all'adozione del nuovo piano regolatore generale del comune di Bagheria, il disegno di legge introduzione del limite ai mandati parlamentari all'Assemblea regionale siciliana, modifica all'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 1951 numero 29, il disegno di legge istituzione della giornata regionale del ricordo e della legalità e del forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata e del museo regionale della legalità, l'interrogazione notizie in merito alla messa in sicurezza ed alla bonifica delle acque antistanti Capo Zafferano nel comune di Santa Flavia,
L'interrogazione notizie in merito alla chiusura del punto nascita di Pietralia Sottana, proroga a garanzia del diritto alla salute. L'interrogazione provvedimenti per evitare i disservizi che verrebbero creati dalla soppressione della sezione distaccata di Bagheria del Tribunale di Palermo. L'interpellanza misure inerenti alle numerose irregolarità e infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione del CONIRES. L'interrogazione chiarimenti sulla normativa e costituzione delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile presso l'azienda sanitaria provinciale di Palermo. Il disegno di legge istituzione dell'anagrafe degli impianti eolici e fotovoltaici e l'interrogazione iniziative in merito ad attività di sostegno in favore del Museo Mandralisca di Cefalù a Palermo. Devo aggiungere, perché ancora non sono stati caricati e quindi non sono ancora disponibili come elenco, ma già li ho inseriti nel sistema, una mozione relativamente all'acquedotto che collega Termini Imerese a Palermo, tutta la fascia costiera orientale, che ha un punto al confine tra Termini Imerese e Trabia dove c'è un guasto. Questo guasto, la cui riparazione continua a essere rinviata perché sostanzialmente è il terreno su cui posa l'acquedotto a essere non idoneo, quindi lo aggiustano e si rompe di nuovo, causa notevoli disagi agli abitanti di Castellanci in particolare, con intere zone senza acqua. E l'ultima interrogazione è sempre nella zona tra Trabia e Termini Imerese, sulla Ponte San Leonardo, sulla statale 113, anch'esso da molto tempo in attesa di riparazione, senza che però nulla viene fatto. Questa è l'attività che mi ha visto come primo firmatario, l'attività parlamentare che mi ha visto come primo firmatario dall'inizio della nostra avventura Adesso che abbiamo detto anche le cose che si sono fatte, quindi i fatti. In realtà se vuoi aggiungere qualcosa, rivolgerti a chi ci sta ascoltando, visto che comunque il video serve anche un pochettino per avvicinarci, visto che spesso c'è sempre la mediazione della stampa che magari impedisce di far arrivare il concetto che in realtà si voleva esprimere in quell'intervista, quindi tu hai la possibilità qui di avere una videocamera a tua disposizione, se c'è qualcosa magari che vuoi dire alla cittadinanza. Dicono che noi parliamo sempre di scontrini e mai di fatti. Stavolta abbiamo parlato di fatti, ma voglio parlare anche di scontrini, perché circolano alcune informazioni, che vengono fatte circolare alcune informazioni che in realtà non sono vere, nel senso che nel dettaglio quello che riguarda la nostra rendicontazione, cioè si dice che sia una cosa difficile, che sia una cosa che entra dentro la vita privata di ognuno di noi per stabilire se questa sera mangerò una pizza o mangerò una fetta di carne. In realtà non è così, non c'è bisogno di conservare nessuno scontrino, sono veramente poche le cose da rendicontare, perché sono poche le cose che possiamo spendere per l'esercizio del mandato parlamentare e che ci vengono rimborsate. La prima cosa sono i chilometri utilizzati chilometri fatti per motivi lavorativi. Io provengo da un'azienda privata, fino a 6 mesi fa lavoravo in un'azienda privata in cui avevo la nota spesa ogni mese perché i chilometri che facevo per lavoro mi venivano rimborsati, e che qua abbiamo creato un sistema simile, posso anche farlo vedere, è un semplice foglio di Excel in cui deve essere segnato il percorso che facciamo, non dettagliato. Io metto Bagheria, Ars Bagheria per segnalare quando vado a casa, l'auto utilizzata, io ho 2 auto per cui se uno ha soltanto una macchina mette solo quella, i chilometri fatti, e automaticamente c'è il rimborso con il totale alla fine. Quindi l'unico compito che ho è ogni giorno segnare il percorso e il numero di chilometri effettuati, quindi non è nulla di trascendentale. Stessa cosa per quanto riguarda le spese. Anche qua è un semplice foglio di Excel in cui uno ha varie voci, c'è un menu a tendina in cui si può scegliere il pranzo. Noi abbiamo stabilito di avere un ticket, una sorta di rimborso, così come avviene nelle aziende laddove non c'è il servizio mensa. Anche qua è mutuato dal mondo dell'azienda, quindi chiunque abbia lavorato in un'azienda come lavoratore dipendente sa benissimo come che funziona una semplice nota spese. Le spese di cui è previsto il rimborso sono quelle per l'appartamento. Io abito a Bagheria, quindi non ho nessuna spesa di questo genere, la sera me ne vado a casa mia, ma ovviamente i ragazzi che vengono da fuori hanno pure il diritto di dover dormire in un alloggio
poi se scelgono di affittarsi un appartamento o scelgono di rimanere in bed and breakfast è una libera scelta, hanno il diritto al rimborso di entrambe le situazioni. Le eventuali spese di trasporto pubblico sempre effettuate durante l'esercizio del mandato parlamentare, per cui se uno deve prendere l'aereo invece che la nave, invece che il treno, è prevista una voce di rimborso. E spese varie. A me capita ad esempio quando io faccio il bonifico di pagare il bonifico 1,50 €. Questa è una spesa varia che non è che mi faccio rimborsare io direttamente perché resta nel conto corrente, però ovviamente c'è una differenza tra quello che restituirei e quello che in realtà esce fuori come totale dalle note spese, per cui queste sono spese di poche decine di euro. È capitato tornando nel discorso degli affitti degli appartamenti, che magari si debba pagare più mensilità perché c'è l'agenzia, perché c'è la caparra. Queste sono quelle spese, ma non c'è nessuna richiesta di particolari acrobazie o richiesta di particolari, insomma, per fare una nota spese di queste ci vogliono 10 minuti. E anche quando gli scontrini sono stati resi famosi più che altro dai giornalisti, dalle agenzie di stampa, perché comunque non so se tu personalmente utilizzi questo metodo, ma si potrebbe risolvere facilmente con una carta di credito, di debito, in cui le spese effettuate durante il mandato le effettui con quelle, automaticamente poi l'estratto conto ti dà praticamente la nuova spese. Questa sarebbe facilissimo, semplicissimo. Questa sarebbe la soluzione migliore, ma addirittura sarebbe una soluzione che si potrebbe tranquillamente istituzionalizzare. So che alla Camera ci hanno ragionato su un discorso di questo genere. Riccardo, se non mi sbaglio, ha buttato questa idea che è eccellente, ma sarebbe proprio da istituzionalizzare, nel senso che nessun tipo di rimborso, nessun tipo di niente. Qua hai una carta, il giorno 1 viene caricata con 1000 lire, consumi 600 lire, il giorno del 1 viene azzerato e ricaricato alla CIM, in modo che in realtà tu non hai soldi in più, tu utilizzi quelli che devi, e anche la rendicontazione diventerebbe naturale, perché se tu hai utilizzato la carta per pagarti un albergo a Palermo è normale, se tu hai utilizzato la carta perché ti sei pagato l'albergo alle Seychelles diventa un po' meno normale. Serve anche per tenere anche conto delle tue scelte, e in quel caso appunto la carta di credito, la carta di debito ti aiuta anche a dimostrare che non sei andato in un hotel extra lusso, come spesso poi si scopre senza che nessuno lo dica, quindi ecco, da questo punto di vista la trasparenza è sempre assicurata. Si parla spesso di soldi perché i tempi lo impongono. Nel nostro programma elettorale appunto abbiamo detto che ci saremmo deportati lo stipendio per venire incontro ai problemi che ci sono nella nazione. Ricordiamo tutti la Fornero quando si è commossa dicendo agli italiani che bisognava fare, che dovevano fare uno sforzo per il paese. Ecco, quindi noi sappiamo benissimo che abbassare lo stipendio non risolve i problemi italiani, stiamo cercando, come hai detto tu benissimo, di istituzionalizzare un tetto massimo per gli stipendi, che è quello che dicevamo in campagna elettorale, però è giusto anche dare un segnale. Ora magari se su questo vuoi dire qualcosa, perché suppongo che sia una scelta consapevole ma una scelta difficile. Assolutamente sì. Innanzitutto hai detto giustamente tu che non è tagliando gli stipendi dei politici che si risolvono i problemi della nazione, però siamo arrivati a un punto che la forbice è talmente grande che diventa indecente, diventa moralmente inaccettabile una cosa di questo genere. Anche nel mondo, ripeto, tornando al discorso dell'azienda, anche nel mondo delle aziende private, togliendo qualche caso sporadico, eccezionale, qualche caso veramente dove anche lì si arriva a livelli, ma un normale dirigente di un'azienda normale non arriva a percepire stipendi che percepisce il mondo politico. Quindi che dovresti percepire anche tu in teoria. E che in teoria dovrei percepire anch'io, percepisco perché fisicamente a me arrivano circa 9.000 euro al mese. Anche qua io non è un robot, non voglio essere un ipocrita, è bello vedersi passare 9.000 euro al mese e dire mamma mia quanti bei soldi, chissà quante cose ci potrei fare. Però, ripeto, poi ti accorgi che innanzitutto devi essere coerente con quelle che sono le cose che hai detto, devi essere coerente anche con quelli che sono i tuoi valori, perché se io ho accettato questi valori è perché li condivido.
quindi non è perché era un'occasione buona per riuscire a approfittare di una situazione particolare, è appunto perché condivido questi valori, appunto perché ho una famiglia, ho dei figli che voglio continuare a guardare negli occhi, appunto perché in questo momento è moralmente indecente che ci sia una tale differenza tra chi non riesce veramente spesso a mettere insieme il pranzo con la cena e chi arriva a guadagnare tranquillamente 20.000 euro così, senza lavorando, perché per carità il lavoro qua dentro c'è, non è una cosa né leggera né facile, ma sono cifre spropositate, per cui lo fai poi alla fine con la soddisfazione di dire provo a dare il mio contributo per cercare di creare un mondo migliore, non tanto con questi soldi perché sono pochi, ma quando con un cambiamento culturale, perché se veramente, torniamo sempre allo stesso discorso del cambiamento culturale che è fondamentale per riuscire a cambiare questo paese, se tutti cominciassero a capire che ci sono dei limiti morali oltre il quale non si può andare, questi limiti si abbasserebbero e la differenza, diciamo, la forbice di cui parlavamo prima, tornerebbe ad essere una cosa, diciamo, che rientra nell'ordine di grandezza dell'accettabile. Finché però questo non avviene, noi dobbiamo continuare a insistere con dignità, con coerenza in quello che stiamo facendo. Non è una cosa né demagogica né populista, è semplicemente una questione coerente e basta. Se mi permetti, diciamo, di chiudere, io credo che sia, oltre alla situazione della popolazione che è poi la cosa fondamentale, credo anche che ci sia anche una piccola parte che sia anche destinata, questa scelta, anche agli attivisti, nel senso che tu sei un portavoce, noi come attivisti siamo la voce che tu insomma hai l'onore e l'onere di portare all'interno dell'Assemblea regionale, insieme ovviamente alla popolazione, l'abbiamo detto prima, ma questa gente che vi aiuta e che sta dietro di voi lo fa in forma gratuita, quindi io credo che anche questo gesto di ridursi lo stipendio sia anche per venire incontro a chi questa attività la svolge anche in maniera gratuita. E soprattutto anche quello, io voglio sempre ricordare una cosa, che io mi trovo qua per caso, cioè non è che io sono qua perché sono Salvatore Siragusa. Io sono qua perché dietro c'era un simbolo, perché dietro ci sono delle persone che si sono spese, ma sono anche di passaggio, nel senso che oggi ci sono io, magari verrà il momento in cui io sarò seduto lì a farti le domande e tu sarai seduto qui a fare, diciamo, questa intervista al posto mio. Ma o magari non ci sarà più bisogno del Movimento 5 Stelle, diventeranno tutti bravissimi. Cioè in questo momento siamo comunque tutti la stessa cosa. Sono soltanto, diciamo, stiamo recitando in un film in cui ognuno ha il suo ruolo, ma diciamo, la trama è quella, il regista, speriamo sia la storia, speriamo sia i cittadini, speriamo sia veramente il gran finale, un cambiamento di questa situazione, ma siamo interscambiabili, non c'è nessun dogma che preveda che tu devi essere lì perché hai nei partiti normali il pacchetto di 1000 voti, tu invece sei qua perché io il pacchetto ce l'ho di 100 voti. Assolutamente. È soltanto una questione di mera combinazione, né più né meno. Allora, ringraziamo Salvo Siragusa per tutto, per come ti sei soffermato per spiegare praticamente tutto, sia l'attività sia soprattutto quello che c'è dentro ogni deputato e i motivi per cui a tanti di noi risulta facile essere coerenti. Insomma, ci vediamo alla prossima occasione, intervisteremo un altro deputato, quindi ciao a tutti. Ciao a tutti.